Buon pomeriggio, bentrovati nell'anteprima del punto di oggi, ultima puntata della stagione, poi proveremo, lo dico così, proveremo a fare un paio di bagni se le emergenze siciliane ce lo consentiranno, perché ovviamente è di questo che parleremo oggi e dei temi della puntata di oggi. Partiremo però dall'autonomia differenziata, che è il tema di attualità sul quale si sta dibattendo ancora in Parlamento, si sta dibattendo nelle aule delle politiche regionale e con un dibattito abbastanza intenso tra le regioni del sud. Quindi cercheremo intanto di spiegarle ai nostri telespettatori cos'è questa autonomia differenziata e sentiamo pronunciare sempre queste due parole, però insomma poco se ne sa. Allora con gli ospiti oggi cercheremo di scoprirlo. Nell'anteprima però, nell'ultima anteprima della stagione, l'ultima apparizione di Totò Calì con le sue vignette. Ciao Totò! L'ultima apparizione, Sì, visto come... Così, mistico, un po' mistico Totò, ce l'hai un po' questa... Allora, Totò, com'è? È andata bene questa stagione? Tutto bene, è andata bene, una stagione piena di eventi. Ci hanno fatto divertire come sempre, tutti. Ci hanno fatto divertire. Come sempre. Allora, vignette, l'ultimo giro di vignette, come partiamo? Da cosa partiamo? Ovviamente non si può non partire dal nostro ministro della cultura. Eccolo qua. Eccolo San Giuliano e la cultura calcistica. E la cultura calcistica. Perché nel frattempo, ovviamente. C'è la partita stasera. Sì. Vai. Grande Italia, adesso andiamo a battere la Croce Rossa. Perché ne fa gaff San Giuliano? No? Ne ha fatte, diciamo, in questo suo diciamo, mandato da ministro. Quindi, insomma, questa è. C'è un'altra. Poi, sempre con San Giuliano, il tuo obiettivo, insomma, di questa settimana. Che è successo gaff qua? Sua è qui quando lui ha detto che Cristoforo Colombo si rifaceva alle teorie di Galileo, che è nato 70 anni dopo. Ok. Quindi il peso della cultura. Ecco, però devi spiegarlo così, Acchianati San Giuliano, perché la conosce Michela, che è qui, che l'ha raccontata, Acchianati San Giuliano, la conosce. Catanese, ti stanno ascoltando, io poi li salutiamo dopo, però ti stanno ascoltando Michela Giuffrida che è in studio, Giuseppe Castiglione che è in studio, che conosce Acchianati San Giuliano, Antonio Condorelli che è in studio, che conosce anche lui che cos'è Acchianati San Giuliano. Io conosco quello... C'è Carolina Varchi che ti sta ascoltando, però lei non conosce Acchianata di San Giuliano, ma conosce un'altra Acchianata che è quella di Santa Rosalia. Non può parlare, onorevole Varchi, non può parlare in questa è vietato perché è l'anteprima. E ti sta ascoltando Totò anche Luigi Sunseri, che è di Termini Imerese, quindi non so che Acchianata c'è a Termini Imerese, però glielo chiederemo dopo. Allora, che cos'è Acchianata di San Giuliano? È celebre la salita di San Giuliano. Ok. Una strada, e in questo caso la strada in salita per la cultura di San Giuliano riportandola alla cultura catanese, Acchianati di San Giuliano. Perfetto, l'hai spiegata bene. Per cultura catanese, tra l'altro, tu c'hai Giuseppe Castiglione. Perfetto. Sì. Io conosco quello più piccolo. Sì. Castiglia, Giuseppe Castiglia. Vabbè. Andiamo avanti, se no sbraghiamo qua, io con te facilmente prendo lo scivolo, come si suol dire. Poi andiamo avanti. Allora, il caldo. Si sta morendo oggettivamente di caldo in questi giorni, dai. Ma soprattutto c'hanno i nomi questi caldi, no? C'è questa usanza di dare i nomi dei diavoli. Vabbè. Come si chiama? Come si chiama questa? Minosse? Ma penso Polisemo, visto che non ci fa chiudere l'occhio. Quanto sei simpatico. Una freddura da freddura proprio veramente. Guarda, mi si è abbassata la temperatura di 5 gradi. Proprio. Andiamo avanti, altra. Altra. A Catania. La spazzatura. Perché manca sì, perché c'è un'emergenza rifiuti, ovviamente, in mezza Sicilia, no? Quindi le città. Ma saranno 40 anni. No? In effetti, non ha tutti i torti. Andiamo, vignetta. Vabbè. No, ma dov'è? Aspetta. Non l'abbiamo letta. Vabbè, questa parla della stessa cosa, però... Del caldo. Ed era... sto capendo più niente. Allora, Catania, emergenza rifiuti, stop ai mercatini della domenica. Ha detto il sindaco. Ha detto il sindaco, Trantino. I mercatini chiudono, le pulci restano. Con tutta questa spazzatura. E non solo le pulci, perché nella prossima possiamo vedere che c'è l'evoluzione. Passiamo dalle pulci
i suggi, I ratti, i topi, i ratti, eccolo qua. E Il infatti, suggestivo, il suggestivo. Catania, paesaggio suggestivo. Infatti, Il suggestivo. sì, Il suggestivo, va questo- bene. Abbiamo anche finito? questo è molto catanese. Anche questo è molto catanese. Abbiamo finito? No, No? ce ne deve essere qualcuna sull'autonomia differenziata. Ah, ecco, sull'autonomia differenziata. E così ci dà il là per partire. Ah, no, questo è sempre Sta sempre sulla ispirato situazione- all'emergenza rifiuti. Ma quante ne fatte questa settimana? Chiusa la discarica di Chiusa Lentini, la a Catania discarica. torna l'emergenza rifiuti e quindi Cara, ho trovato dove passeremo l'estate, insomma. sempre i quest'anno. topi, questo qua. Guarda che tutti quelli che ti topi, ascoltano oggi transitano da Roma e quindi conoscono anche a Roma che cosa succede con l'emergenza rifiuti. Non so se ancora c'è. Anche Roma sta finendo. Insomma. Vai, prossima vignetta, l'ultima credo. E questa qua è sull'autonomia differenziata. Ecco. Mattarella firma la legge col sangue. Cosa? Me la inquadrate Carolina Marchi, per favore? Questa è quella, diciamo, più Me di la inquadrate satira. Carolina Marchi? Poi la voglio commentare con lei, questa Sta vignetta. fregato. Questa vignetta È la sempre voglio... che. Allora, Totò, grazie, fatti i bagni, mi raccomando, Va bene. abbronzati un pochettino. Buona continuazione, buone vacanze. Buone vacanze anche a te, fatti un Ci bel vediamo alla bagno prossima edizione. alla faccia di tutti e ci vediamo forse quando riprenderemo, insomma, vediamo. Ciao Totò, buona estate anche a te. Arrivederci. Ciao, Auguri. ciao. Allora, sigla e poi gli ospiti. Ancora ben trovati, ultimo appuntamento con il nostro approfondimento del fine settimana, il punto. Oggi parleremo ovviamente di autonomia differenziata, ma anche delle emergenze che stanno colpendo la Sicilia, che renderanno ovviamente, almeno fino a questo momento, se non ne arriveranno altre, l'estate dei siciliani molto calda, tra tutti rifiuti e siccità. Vi presento gli ospiti che saranno con noi oggi. Giuseppe Castiglione, parlamentare di Forza Italia. Buon pomeriggio, ben trovato Castiglione, ritroviamo con piacere. Quest'anno è la prima volta che viene, no? Sì. Vabbè, quindi insomma meglio tardi che mai. Sempre in studio Michela Giuffrida. Ciao Michela. Ciao, buon pomeriggio ai telespettatori. Anche tu ormai tenuta molto estiva. Ciao Antonio Condorelli. È un piacere essere con voi. Grazie Antonio. In collegamento abbiamo Carolina Varchi che, se non sbaglio, vedendo le bandiere, vedendo la location, dovrebbe essere alla Camera, no? Parlamentare Esatto, di Fratelli d'Italia. Buon pomeriggio Carolina Varchi e Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio Sunseri. Allora, abbiamo detto... Buon pomeriggio a voi. Parliamo di, intanto cominciamo la nostra trasmissione di oggi raccontando che cos'è questa autonomia differenziata. Totò Calì poco fa ha fatto una vignetta, Mattarella firma i decreti, quindi insomma l'iter che ovviamente va avanti, poi una legge che, come hanno spiegato in molti, diciamo, vedrà la sua piena attuazione tra, se va bene, un paio d'anni. Ecco, questo così dicono tutti, lo vedremo, gli effetti li vedremo tra un paio d'anni. Cercheremo di spiegare che cos'è questa autonomia differenziata, ma ovviamente, come ho già detto in premessa, non possiamo girarci dall'altro lato quando parliamo di siccità e rifiuti, perché la Sicilia sta vivendo un momento terribile. Allora, con un servizio della nostra Simona Mazzone e del nostro Massimo Ceraulo abbiamo spiegato in 2 minuti che cos'è questa autonomia differenziata, o meglio, sulla carta che cos'è, poi insomma il punto ce lo faranno i nostri ospiti. Dopo un lungo esame in aula, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che stabilisce le regole e il percorso con cui alcune regioni potranno chiedere maggiore autonomia nella gestione di specifiche materie. Il disegno di legge stabilisce che le regioni che lo richiedono possano acquisire, dopo un negoziato con il governo centrale, alcune delle competenze fino a questo momento prerogativa dello Stato. In totale gli articoli sono 11 e 23 sono le materie che possono essere affidate alle regioni, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura, commercio estero. 14 sono le materie definite dai LEP, livelli essenziali di prestazione, cioè il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, rispettando degli standard sotto ai quali è impossibile scendere. Per individuarli l'esecutivo dovrà adottare un
uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore. In questo modo, secondo la maggioranza, non ci saranno divari e spaccature tra le regioni. I tempi quindi non sono immediati, almeno per quanto riguarda queste materie. Ce ne sono infatti altre 9, tra cui la protezione civile, il coordinamento del sistema tributario, l'organizzazione della giustizia di pace e i rapporti internazionali e con l'Unione Europea, che non sono subordinate ai LEP e che quindi possono essere richieste anche immediatamente dalle regioni. Ma in realtà, secondo i più critici, il rischio è proprio quello che le regioni più ricche ne trarranno vantaggio, aumentando le disuguaglianze tra nord e sud. Per questo motivo in Sicilia non tutti hanno accolto favorevolmente il disegno di legge. Secondo il governatore Schifani, però, è falso che l'autonomia differenziata spacchi l'Italia, penalizzando il sud. Chi lo sostiene fa terrorismo politico, dice. Il DDL scandisce solo tempi e modi per arrivare alle intese e sottolinea: mi rifiuto di pensare che questo o altri governi approvino intese pericolose per il sud. Sarebbe pura follia. Per il presidente siciliano è chiaro che finché non ci saranno i LEP, l'autonomia non partirà. Allora, abbiamo sentito dal servizio che cos'è, abbiamo sentito anche pronunciare questo acronimo LEP, livelli minimi di assistenza, che spiegava appunto nel servizio Simona Mazzone. Io darei intanto la parola a Carolina Varchi perché ci racconta insomma come è stato quest'iter, e poi vorrei sentire anche Giuseppe Castiglione su questo tema dell'autonomia differenziata, perché proprio nel partito di Forza Italia ci sono state due posizioni divergenti che riguardano, guarda caso, due regioni confinanti, la Sicilia e la Calabria. Il governatore Occhiuto si è in qualche modo messo di traverso, non gli è piaciuta questa legge dell'autonomia differenziata, mentre il governatore Schifani, come avete sentito anche dal servizio, ha accolto bene, poi fino a quando non ci saranno appunto questi LEP. Carolina Varchi, che cos'è questa autonomia differenziata? Perché tutti ce l'hanno con voi, ce l'hanno col governo? Tutti, o meglio, chi non vi vuole bene, in questo caso. Sì, Ma allora, intanto l'autonomia differenziata, è bene precisarlo, prende le mosse da una riforma, quella del titolo quinto della Costituzione, che riguardava il riparto di competenze tra regioni e Stato nazionale, che è del 2001 e fu varata, quella sì a colpi di maggioranza, dal governo di Giuliano Amato, che certamente non può essere ricondotto al centrodestra. Quindi partiamo col chiarire immediatamente che se l'autonomia differenziata si trova già da 23 anni in Costituzione, noi lo dobbiamo al centro-sinistra, che ovviamente ha continuato a difendere l'autonomia differenziata fino alla scorsa legislatura, salvo poi cambiare idea in questa legislatura. È un dato di fatto che le regioni viaggiano in Italia già a velocità differenti. Noi siamo convinti che con questo quadro normativo dato da questa legge che abbiamo approvato, questo divario possa col tempo essere colmato, per una serie di motivi che sono legati agli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato al Senato e che sono stati approvati. In primo luogo, nella questione delle risorse sparisce il riferimento ai costi standard, alla spesa già effettuata. Quindi non ci sarà più un riferimento a quelle regioni che magari hanno avuto delle difficoltà a spendere determinate somme come penalizzazione, ma si farà riferimento invece ai costi standard che dovranno essere uguali in tutta Italia. Cioè, ci fa Poi un esempio, onorevole Varchi, ci fa un esempio, che significa? Sì, l'esempio è: se finora la Calabria, per esempio, ha speso 10, non significa che se in base al fabbisogno dovrà avere 15, non potrà effettivamente avere 15 se il costo standard sarà 15, perché l'obiettivo di questa norma è proprio colmare il divario che finora c'è stato. Cioè, quindi facciamo un esempio ancora più concreto, onorevole Varchi. Parliamo di sanità, che è quella che per prima spacca il paese, no? Si sa, la sanità del nord è più efficiente di quella del sud. Lei ha fatto un esempio con la Calabria, che è ancora in condizioni peggiori rispetto a quelle siciliane, per esempio. Quindi se la Calabria non ha strutture, non ha assistenza rispetto alle altre regioni, che cosa succederà con questa riforma? Se un determinato servizio si stabilisce che costa X e per la Calabria è necessario quel multiplo di X, anche se finora la Calabria ha speso meno
proprio perché magari la sanità non funziona, la Calabria come la Sicilia ovviamente, ciò non significa che non potrà avere quel multiplo di X individuato dalla Commissione e dai LEP che saranno approvati dalle Camere. E se Quindi, ha speso emendamento... scusi onorevole Varchi, e se ha speso X, che è la stessa X che ha speso il Veneto, e le cose non funzionano, che succede? Ma generalmente, diciamo, le statistiche dicono che il problema è spendere molto meno, riuscire a spendere meno per dare gli stessi servizi. E lì arriva in aiuto l'altro degli emendamenti che ha fatto Fratelli d'Italia, anzi 2 degli emendamenti che abbiamo fatto al Senato, ce ne sono stati 12 a prima firma di Fratelli d'Italia e 44 delle opposizioni, quindi è stata una norma che ha visto anche un contributo positivo delle opposizioni. Tra i nostri emendamenti, dicevo, c'è quello che individua i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, e soprattutto ce n'è un altro che smentisce chi gridava all'esautorazione del Parlamento, che prevede che tutte queste diciamo così, griglie dovranno passare dall'approvazione del Parlamento e non dal DPCM, che è uno strumento, diciamo, entrato nelle case degli italiani in quel periodo buio del Covid come strumento di, come dire, accentramento di un potere. Al contrario, invece, grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia si passerà dalle Camere. Quindi in realtà questa riforma davvero parte da dati empirici, quindi parte dalla praticità di ogni giorno, per colmare il divario. Ovviamente quindi lei dice non c'è non c'è aspetto ideologico su questa riforma. Sunzeri faceva però delle facce. Non potrebbe esserci, guardi, anche perché è una riforma figlia della grande riforma del titolo V del centro-sinistra, quindi immaginare che ci sia un retroterra ideologico è un po' complesso. Dico, però Sunzeri, mentre lei spiegava queste cose, faceva delle facce. Sunzeri, che è successo? Cos'è che Io in questi mesi non ho trovato una sola persona che mi abbia saputo dire se questa è una norma che va a favore del meridione. Non credo ci sia una sola persona che possa affermare che sia una norma che aiuterà a colmare il gap sotto gli occhi di tutti, è palese, diciamo, su più aspetti, dalle infrastrutture alla sanità, dal sociale alla gestione dell'ambiente, dei rifiuti, quindi c'è un gap evidente, e questo sotto gli occhi di tutti. Se questa è una norma che possa servire a colmare questi gap, mi pare, al di là di quello che può pensare Sunzeri, il Movimento 5 Stelle o qualsiasi altra forza politica di opposizione, non credo che esista deputato di maggioranza che possa dire che questa è una norma che aiuterà il Sud. Tutt'al più si può dire che è una norma che aiuterà certamente le regioni del nord, tant'è che a festeggiare la norma, al di là dei deputati del Mezzogiorno che si sono visti obbligati a votarla, sono stati i deputati leghisti che hanno tirato fuori le bandiere secessioniste, le bandiere regionaliste, a conferma che è una norma che voleva la Lega da tantissimi anni, che è una norma che avvantaggia oggettivamente il nord e che abbandona il sud su tantissimi aspetti. Ma questo è talmente palese che provare a negarlo credo sia semplicemente una perdita di tempo. Poi possiamo cominciare a discutere dei LEP, dei soldi, delle risorse, di come possono essere colmati, di quali sono le misure compensative. Potremmo discutere per giorni di questi argomenti tecnici che poi, diciamo, ai siciliani o comunque tendenzialmente al meridione interessa ben poco, visto tutto quello che c'è stato. Chiaro, ho capito il punto di vista. Ma certamente nessuno può dire una cosa del genere. Mi permetto di dire, perdonami Luca, solo una cosa. Io ricordo che il governo Musumeci, governo di centrodestra, oggi ministro, ex presidente della regione, fece una nota inviata all'allora primo ministro Conte, in cui disse che l'insularità alla Sicilia costava 6 miliardi. Cioè il centrodestra diceva che la Sicilia, per colmare il gap, aveva bisogno di 6 miliardi di euro l'anno. Sa quanto ci ha dato il governo Meloni quest'anno? 100 milioni di euro su 6 miliardi di un articolo inserito nella Costituzione. Castiglione. Castiglione, poi credo voglia reintervenire Carolina Varchi. No, io vorrei un po' fare un po' di ordine. Mi pare che le cose che dette da Carolina sono assolutamente evidenti. Noi abbiamo una riforma costituzionale e oggi attuiamo quella riforma costituzionale.
una riforma costituzionale che è passata a maggioranza per 3 voti, l'ha voluta fortemente il centrosinistra, oggi si attua quella legge, cioè le materie delegate sono quelle derivanti dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione, quindi nessun esproprio, nessun danno per il Mezzogiorno. Cosa è successo in Parlamento? Cosa si è fatto in Parlamento? Queste materie che possono essere devolute alle regioni, intanto sul piano procedimentale sono state messe una serie di paletti che dicono deliberazione del Consiglio dei Ministri, conferenza Stato-Regioni, conferenza unificata, deliberazione finale da parte del Parlamento, e poi sono stati individuati i LEP, che sono i livelli essenziali di prestazioni. Quindi vorrei rassicurare il collega Sunseri che mi pare le prestazioni da nord a sud... Ma non sono stati individuati? No, c'è una commissione tecnica che la gran parte l'ha individuata. Quindi non sono stati individuati? Non sono stati individuati, però lo prevede la legge. La legge prevede che saranno individuati i livelli essenziali di prestazione. No, posso dire anche che nel passato governo, già per quanto riguarda gli asili nido, le prestazioni, i LEP sono stati individuati e sono stati finanziati. Se oggi abbiamo in Sicilia più finanziamenti per gli asili nido, perché ci sono dei livelli essenziali di prestazioni. Se a Reggio Emilia ci sono 10 asili nido e a Catania ce n'è uno, ce ne saranno 10 a Catania e 10 a Reggio Emilia. Mi pare che il piano di finanziamento sugli asili nido già prevede tutto questo. I LEP già sono stati finanziati. Ma cosa si è fatto? Si è detto sui livelli essenziali di prestazioni intanto vengono individuati, cioè significa che un cittadino di Catania e un cittadino di Bolzano deve avere lo stesso livello di prestazione. Riguarda la salute, riguarda tutte le attività che sono state le 23 materie delegate. E poi il grande nodo per cui Forza Italia si è battuto, cioè anche la maggioranza, ma questo era unanime riconosciuto anche dall'opposizione, il grande nodo era il tema del finanziamento. Nella legge di attuazione dell'articolo 116 della Costituzione è stato previsto anche che prima di dare attuazione alla devoluzione non solo va individuato il livello essenziale di prestazione, ma va pure finanziato, e lo si farà nella legge di bilancio. Significa che prima che tutto questo venga messo in moto, prima che la Sicilia possa essere penalizzato, le regioni del Mezzogiorno o anche la regione del Nord, può essere che alcuni vantaggi sono anche nelle regioni del Mezzogiorno. Io mi rifiuto di pensare o di immaginare che noi, che siamo stati i primi autonomisti, che siamo stati quelli che hanno avuto le prime devoluzioni, noi non ricordiamo che l'agricoltura, i beni culturali, cioè mentre le altre regioni non hanno avuto queste materie di competenza, la regione siciliana ha le materie di materia esclusiva della regione siciliana, e quindi noi le abbiamo avuto. Cioè, qual è l'alternativa? Torniamo indietro? Torniamo ad uno Stato centralista? Io vorrei invitare chi oggi ci sta ascoltando. Ho letto una notizia stamattina c'è una notizia. Al largo di Pozzallo ci sarà un impianto offshore eolico. Questo impianto per 1000 megawatt è in attesa di un'autorizzazione nazionale. Se il tema dell'energia fosse oggi della regione siciliana, quell'autorizzazione dovrà passare dalla regione siciliana. Sa cosa succede, collega Sunseri, oggi? Che se lei vuole fare un quadro su quelli che sono gli investimenti nel settore del fotovoltaico, dell'agrivoltaico, in questo momento in Sicilia, lei un dato in Sicilia non ce l'ha, perché le autorizzazioni avvengono tutte sul piano nazionale. E lei sa che attraverso la Sicilia i più grandi elettrodotti, che c'è la Sicilia sul tema dell'energia. E come non è vero? E come non è vero? Cioè, ma non è vero, perché c'è la commissione. Ma non è vero, c'è la commissione via Vassi. Questa è storia. Oggi, se uno deve fare un impianto agrivoltaico, l'autorizzazione è nazionale, perché sui grandi impianti. Ma è assolutamente falso. Se parliamo del piccolo impianto fotovoltaico di casa, sì, se stiamo parlando di. Ma quando mai tutte le autorizzazioni sui terreni agricoli della nostra regione vengono autorizzate dalla regione siciliana, dalla commissione via Vassi della regione siciliana? Mi pare che del Dipartimento questo lo vada a verificare, lo vada a verificare che non è così. Questo lo vado a verificare per dire non possiamo tornare, non vogliamo. Se l'alternativa è tornare indietro, significa tornare ad una posizione centralistica. Noi dovremmo affermare che quelle materie che sono... Noi possiamo anche fare questo, c'è una posizione politica che può essere assunta. L'articolo 116, comma 3 della Costituzione, che prevede la possibilità di devolvere alle regioni quelle 23 materie, noi diciamo
vogliamo fare una battaglia politica per portare tutto allo Stato centrale. Queste 23 materie nel futuro noi vogliamo che siano dello Stato centrale. Quindi per quanto riguarda la Sicilia, diciamo, i beni culturali, quindi tutto questo sembra un po' complicato. Va bene, onorevole Castiglione. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo, c'è una piccolissima pausa, poi ritorneremo per cercare di spiegare anche altre posizioni. Vi faccio vedere, ve la faccio vedere, la saluto prima di andare in pubblicità, Francesca Briganti. Francesca Briganti chi è? È una di quei tanti rompiscatole che io mi metto dentro in trasmissione perché diciamo, sono talmente studiosi che poi vanno a ricercare gli articoli, le virgole, insomma fanno le istanze al Parlamento, fanno quello che diciamo, i cittadini attivi fanno diciamo, in una democrazia. Abbiamo delle belle risposte. In una democrazia. Buona Briganti, un attimo, buona lì, dopo la pubblicità. Va bene. Rientriamo all'interno del nostro appuntamento di oggi, della nostra trasmissione di oggi. Il punto, stiamo parlando di autonomia differenziata. Allora, Michele e Antonio intanto, e poi do la parola anche agli ospiti. Con noi c'è Giuseppe Castiglione di Forza Italia, Carolina Marchi di Fratelli d'Italia e Luigi Sunzeri del Movimento 5 Stelle. Tra un po', lo dico anche ai nostri telespettatori, arriverà anche Anthony Barbacallo che rappresenta le posizioni del Partito Democratico. Michela. Allora, lungi da me ovviamente ci ha capito niente nessuno, esprimere giudizi politici che non toccano certamente a me. Dal punto di vista giornalistico vorrei ricordare alcune cose. Innanzitutto un documento di lavoro della Commissione europea recentissimo che si esprime in merito con grande preoccupazione dicendo che l'autonomia differenziata non farà altro che far aumentare il divario tra regioni. Sapete che la Commissione europea tiene tanto a quello che è un pilastro fondante dell'Unione Europea, che è il principio di coesione territoriale. Questo è un dato di fatto, è un documento della Commissione. Abbiamo già un'esperienza simile a quella dei LEP, che potrebbe essere simile perché secondo me, e questo è un giudizio assolutamente personale, ne passerà di acqua sotto i ponti per arrivare alla definizione vera di LEP e alla loro dotazione finanziaria. L'esperienza precedente si chiama LEA, ed erano i livelli essenziali di assistenza, agivano soprattutto nel settore della sanità, nota, dolente, profondamente dolente in una terra come la Sicilia. I LEA difficilmente abbiamo degli esempi fulgidi di rispetto, sono sempre stati carenti, quindi l'auspicio sarebbe che si facesse tesoro delle esperienze precedenti e si agisse in modo diverso. E poi una domanda all'onorevole Castiglione, perché lui è autorevole esponente di Forza Italia, ma mi è tornata in mente una frase solenne pronunciata da un altrettanto autorevole esponente di Forza Italia, si chiama Giorgio Mulè, che all'approvazione della legge disse: il Meridione ce la farà pagare. Che cosa voleva dire? Ma io penso che una valutazione immediata sulla legge, perché poi Mulè ha partecipato a tutti i lavori, ha partecipato assieme a tutti gli altri, ha condiviso la linea di Forza Italia, quindi mi pare che può essere, siccome sul piano della comunicazione molto spesso più che andare alla sostanza, perché stasera abbiamo intanto lo speaker che ha illustrato cos'è l'autonomia differenziata, è già un passo in avanti, noi abbiamo la possibilità di dibattere, quindi stiamo ragionando su questo, la vulgata generale che ci sarebbe uno scontro nord-sud, invece questa la legge è proprio esattamente il contrario, sempre su uno spirito autonomistico, c'è le regioni. Quindi Mulè aveva sonno perché si era fatto tardi. Mulè sicuramente dice, sulla vulgata generale potremmo pagarne l'immediatezza delle elezioni, ne avremmo potuto pagare un conto. Oggi che abbiamo la possibilità di poterlo spiegare, tutto questo sarà superato, anzi il dato elettorale ha confermato esattamente il contrario, perché il dato elettorale ha dato ragione alla maggioranza di centrodestra e quindi se vogliamo proprio legarlo al fatto elettorale, quindi al risultato elettorale, noi dobbiamo dire abbiamo fatto bene ad approvare questa legge. Io non sono step by step, significa che noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere autorevoli quando interloquiamo con le altre regioni, vedere di quando chiederemo la devoluzione di altre materie rispetto a quelle che la regione siciliana ha, stare attenti nella definizione dei LEP e soprattutto nel finanziamento di quei LEP, quindi mettere le risorse necessarie perché questi livelli essenziali di prestazione possano essere ottenute e godute dal cittadino
fosse di fronte ad una emergenza, noi viviamo di emergenza in Sicilia, Luca, rispetto a una definizione già avvenuta di tutto questo, si presenta l'emergenza. Facciamo qualche esempio, Michela. Facciamo l'emergenza degli incendi, per esempio, visto che parliamo di protezione civile anche. Le emergenze le affrontiamo per quelle che sono le emergenze, molto spesso abbiamo fatto le leggi speciali. A me piacerebbe che noi potessimo parlare sempre meno di emergenze ed affrontare in via strutturale alcuni grandi temi, alcuni grandi nodi, perché poi di emergenza in emergenza ormai ci sono commissari per l'emergenza per tutto, quindi invece dovremmo abituare ad avere una struttura amministrativa anche capace non solo di interloquire sul piano nazionale, ma anche di costruire politiche che evitino le emergenze. Quindi insomma, se parleremo fra poco di siccità, mi pare dall'anticipazione si parla di siccità, è chiaro che noi oggi abbiamo il tema dei cambiamenti climatici, non è un tema di secondo piano o che possiamo affrontare, dobbiamo affrontarlo con grande dovizia di rigore scientifico, dobbiamo prendere atto di quello che è una vera emergenza, dobbiamo prendere atto che oggi, mentre in Sicilia viviamo una stagione di grande siccità, al nord vivono la stagione delle alluvioni, quindi c'è il tema dei cambiamenti climatici, ma quello non si va. Chiarissimo, Castiglione, adesso ne parliamo. Allora, Francesca Briganti, che rappresenta le partite IVA. Sì, Antonio, prego. Avrei una domanda sui LEP per Carolina Varchi e anche per l'onorevole Castiglione, perché la cabina di regia per la determinazione dei LEP presieduta dall'ex giudice costituzionale Sabino Cassese ha trovato non poche difficoltà nell'esatta definizione dei LEP, ma la domanda è questa. Siamo certi che una volta definiti questi benedetti livelli essenziali delle prestazioni sarà possibile adeguatamente finanziare le prestazioni essenziali? Questa è la domanda chiave. Prego, all'onorevole Varchi. Sì, grazie. Io risponderò a questa domanda dopo aver fatto una precisazione sull'osservazione che è stata fatta prima in materia di coesione. Perché il rapporto Paese di, credo, mercoledì scorso, che veniva menzionato prima, riguardava la coesione e il presupposto di quella preoccupazione espressa era la difficoltà dell'Italia nella spesa della coesione, che come è noto va di settennio in settennio. Questo governo ha adottato una riforma radicale della coesione, per cui non si ragionerà più sul latte versato con verifiche post anche sui progetti e sui cronoprogrammi, dicendo oh peccato, sono passati altri 7 anni e non abbiamo speso i soldi. Questo governo ha invertito il paradigma della coesione e lo dimostrano gli accordi sui fondi di sviluppo e coesione che il presidente Meloni ha firmato con i presidenti della regione. Cosa cambia? Da quest'anno con questa riforma tutte le regioni hanno dovuto prima, quindi a monte, individuare gli interventi ritenuti strategici, perché i fondi di coesione servono per superare i divari, quindi individuare gli interventi ritenuti strategici, fare i progetti, fare i cronoprogrammi che ovviamente saranno nel settennio puntualmente verificati e a quel punto firmare l'accordo di coesione. Quindi questo cambio radicale per me è un'assunzione di responsabilità per tutte le classi dirigenti di qualunque schieramento, a qualunque livello, che oggi si trovano ad amministrare gli enti locali, le regioni e il governo della nazione, e credo che questo ci faccia ben sperare tutti ovviamente per il futuro. Fatta questa premessa, vi ringrazio per avermi consentito la digressione. Vado subito alla risposta della domanda. Il punto fondamentale dell'emendamento che citavo prima è proprio questo: garantire la copertura finanziaria come presupposto per la devolution della singola materia, attesa l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Quindi comprendo ovviamente la ratio della domanda, che voleva essere, se ho ben compreso, speriamo che una volta individuati i LEP non vengano mandati avanti senza adeguati finanziamenti. Sa, onorevole, c'è un problema che è stato sollevato dall'audizione della Banca d'Italia in Senato proprio su questa materia, che ha detto chiaramente: guardate che non c'è la certezza
che una volta individuati i livelli essenziali di queste prestazioni possano essere, alla luce di questa legge, adeguatamente Antonio, scusate se vi interrompo, perché è interessantissimo. Cioè, questo è l'elemento centrale della riforma. Io vorrei che questa cosa venisse bene raccontata, diciamo, anche nei termini ai nostri telespettatori. Quando si parla di livelli delle prestazioni, quando tu fai riferimento a questi livelli, in sostanza di che cosa si sta parlando? Fate degli esempi in modo che i nostri telespettatori possano capire. Castiglione per esempio ha detto gli asili nido, che voglio dire, tra i tanti livelli di prestazioni, diciamo, forse sono quelli che meno impattano, diciamo, sulla vita quotidiana. Non sono d'accordo, perché gli asili nido hanno costituito, lo raccontano i report ad esempio di Svimed, gli asili nido hanno costituito uno degli elementi di maggiore divario tra il nord e il sud della nostra Eccole nazione. qua, le 23 materie, onorevole Varchi, sono queste qua, le stiamo mettendo ovviamente in grafica, prego. Mi stavo attenendo all'esempio prego, che in realtà impatta in maniera significativa sulla vita quotidiana, perché in una famiglia dove c'è un bimbo della fascia 0-6, per intenderci, infanzia, avere l'asilo nido comunale, avere un asilo nido che non abbia un costo eccessivo, ancorché questo costo sia stato abbattuto dal bonus asilo nido che questo governo ha aumentato, però credetemi che impatta in maniera molto significativa sulla vita quotidiana, quindi non derubrichiamo i servizi all'infanzia. Sull'occupazione femminile, onorevole Varchi. L'inciso di Luca è importante e vorrei proprio spiegare a chi ci ascolta il significato e il senso del problema che ha questa riforma, o perlomeno provarci, perché i 61 esperti guidati da Sabino Cassese hanno certificato che non è semplice definire questi LEP, ma se noi andiamo a quella schermata e guardiamo con attenzione per esempio la materia tutela della salute, una volta individuati i livelli essenziali di prestazione, il problema serio è l'adeguato finanziamento di questi livelli essenziali di prestazione. Dice la legge di cui parliamo all'articolo 4 che alle regioni può essere concessa maggiore autonomia se non ci siano maggiori costi a carico dello Stato, ed è qui che rischia di cadere la mannaia sul Sud, perché sarebbe necessaria un'apposita legge per sostenere ogni singolo eventuale maggiore costo, ed è questa la partita difficile che dovrebbe preoccupare i piani altissimi della politica, dove si gioca il destino del Mezzogiorno rispetto al Nord, che può avere una maggiore autonomia su una materia specifica, essendo certo di riuscire a coprire completamente i costi. È qui che cade la mannaia e purtroppo la legge è chiara, questa legge approvata. All'articolo 4 dice proprio questo: non devono esserci maggiori oneri a carico dello Stato. E se questi oneri ci sono, Antonio, che cosa succede? Ci vuole una legge, come dicevo prima, ci vuole una legge specifica, una previsione normativa specifica che stanzi queste risorse per coprire questi costi. Però noi non stiamo parlando di un progetto di investimento, noi stiamo parlando di coprire costi di livelli di prestazioni essenziali. Non quindi dell'ordinarietà, di meno dell'ordinarietà. Considerate che noi siamo in una situazione di emergenza sanitaria, che abbiamo raccontato più volte, siamo in una situazione di emergenza rifiuti incalcolabile, stabiliamo quali sono i livelli essenziali delle prestazioni, mettiamolo su un tavolo in cui allo stesso tavolo si siedono le regioni del sud e quelle del nord e vediamo quali sono le regioni che vengono annientate da questo meccanismo. La partita politica è molto difficile. Annientate nella misura in cui si dice tutti devono avere lo stesso livello di prestazione. Mi pare che non verranno. Oggi ci può essere un divario tra le diverse regioni, domani la legge dice tutti devono avere lo stesso livello di prestazione. Il tema del finanziamento era una preoccupazione di tutti ed è stata messa alla base della legge, cioè la legge non si possono attuare i livelli essenziali di prestazione se non ci sarà l'adeguato finanziamento. Allora il tema oggi è: siamo d'accordo? Mi pare che allora siamo tutti d'accordo di assicurare i livelli essenziali di prestazione a tutti i cittadini italiani. Allora se già questo è un risultato positivo. Poi c'è un altro tema che riguarda, qualcuno in aula l'ha quantificato,
quantificato, l'hanno quantificato le commissioni, qualcuno ti parla di 100 miliardi, quindi ci vorranno le risorse, quindi lo Stato dovrà farsi carico di, prima di devolvere quelle materie, prima di fare l'accordo definitivo, la legge definitiva con quella regione che chiede, perché ci saranno le regioni. Oggi alcune regioni che hanno detto che non sono d'accordo, magari nel passato, io ricordo Giani, ricordo il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, tutti dicevano che il tema dell'autonomia era un tema che bisognava sposare e portare avanti. Quindi oggi, assicurato questo sul piano, mi pare, su questo siamo tutti d'accordo allora. Allora, bene la legge, bene la procedura, bene individuare il livello essenziale di prestazione, allora troviamo le risorse. È un altro tema. Carolina ne ha introdotto uno, l'onorevole Varchi ne ha introdotto uno, che noi oggi per la prima volta, noi abbiamo in questo momento le risorse del FESR, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, le risorse dei fondi strutturali, le risorse del PNRR. Quella legge, quel decreto che è stato fatto, armonizza, mette insieme tutte queste risorse a fronte di un'unica strategia. E allora mi pare che un po' di ordine si stia facendo, poi c'è un tema reale, che a mio avviso tutti dovrebbero concorrere a realizzare quei livelli essenziali di prestazione, cioè dovremmo lavorare tutti. Perché qualcuno ce lo vietava, onorevole Cristiano, qualcuno ci vietava di avere gli asili nido che hanno al nord, o qualcuno ci vietava di avere i livelli essenziali di assistenza all'interno dei nostri ospedali come gli ospedali del nord, non capisco, No, cioè c'era una legge che ce lo vietava. No, nessuno ce lo vietava, però ci volevano le risorse allora, per poterlo finanziare. Oggi si mette per legge che comunque deve essere adeguatamente finanziato un sistema che assicuri tutti gli stessi livelli di prestazione. Mi pare che sia un passo avanti, non sia un passo indietro. Mi pare che sia un passo avanti. Nessuno ce lo dice, siccome però non di fatto non sono state realizzate. Legge. Me la fate parlare con Francesca Briganti che fa i conti su tutto. Allora, Francesca Briganti, voi che rappresentate i siciliani indipendenti, le partite IVA, insomma tutto questo popolo. Io rappresento le partite IVA. Vai, benissimo. Le partite IVA. Allora, sarebbe onesto dire che questa autonomia differenziata, va bene che si scrive così, ma in effetti si tratta di un copia e incolla della nostra autonomia, perché tutto ruota intorno al finanziamento delle materie. Se considerate che si passa sul gettito tributario faturato nella regione, evidentemente questa situazione della Lombardia, del Veneto e dell'altra regione andrà in contrasto con il nostro articolo 37 dello statuto, e qui nessuno si è preoccupato di tirare fuori questa discussione. Me ne sono occupata io, che già questa l'avevo fatta vedere precedentemente. Vedete, questa è una risposta che è pervenuta dalla regione siciliana il 24 aprile scorso, perché noi abbiamo chiesto a molte istituzioni, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dall'Agenzia delle Entrate fino alla regione, abbiamo chiesto quando è il gettito tributario maturato in Sicilia, che poi non viene assolutamente riscosso. Quindi il problema è questo, principalmente per la Sicilia il problema è questo. Non lo sa nessuno. Che significa non lo sa nessuno? Non è possibile. No? Nessuno, sì, è così, è scritto qua. Guardi, è proprio scritto qui, nelle pagine. Cioè questa è una risposta della regione siciliana, no? Sì, qua. Della regione siciliana, che dice noi non sappiamo quant'è quello che ci devono dare, quello che dobbiamo, che resta a noi dai tributi. Come lo dice anche l'Agenzia delle Entrate, sono pronta a mostrarle a chiunque voglia queste carte, ovviamente. Cioè, lo Stato e la Regione non sa, la Regione non sa quanto dà allo Stato e lo Stato non sa quanto introita da noi, e questa è una cosa aberrante, perché in questo progetto di autonomia differenziata, che volendo ci può anche stare bene, perché noi già siamo una regione a statuto speciale e abbiamo già anche una devoluzione delle materie, noi trattiamo tutte le materie tranne gli interni, la giustizia, l'università e la scuola. Quindi voglio dire, a fronte di una situazione del genere, il vero tema per la Sicilia è questo: l'applicazione dell'autonomia. Fermala, Briganti, un attimo, perché annuiva Carolina Varchi, cioè, che credo sia d'accordo su questo tema. Ce li ho. Sì, io sono proprio. Un attimo, Briganti, se no non ci capiamo. Allora, Carolina Varchi. Io intanto tendenzialmente per affinità elettiva sono d'accordo con le partite IVA, essendolo anch'io, ancorché diciamo partita IVA libero professionale, però il tema qua non è peregrino, anzi diciamo che noi siciliani il tema dell'autonomia differenziata lo dovremmo vivere con un approccio molto più laico.
le ragioni sono state molto bene espresse prima. Con riferimento invece all'articolo 4 che veniva citato prima, in realtà quell'articolo 4 dice in modo molto chiaro quello che io avevo cercato di spiegare prima, cioè individuati i LEP, se non individuate anche le coperture finanziarie, non saranno trasferite alla Regione quelle materie. Quindi il rischio nei fatti non c'è, perché è la legge che prevede che questo rischio non si corra, agganciando il trasferimento alla individuazione delle coperture finanziarie. Quindi la legittima preoccupazione che esprimeva prima Condorelli è sanata dalla previsione dell'articolo 4 nella nuova versione del testo comunicata il 23 marzo alla Presidenza. Tutto passa dal negoziato che deve esserci col Consiglio dei Ministri, tutto passa dal negoziato, dalla fase di negoziazione e da quella fase di dialogo su quello che serve e su quello che poi ci può essere. Ecco, il nodo centrale è questo. Ha colpito una cosa di quello che ha detto Francesca Briganti e le partite IVA, cioè noi, Regione Siciliana, non sappiamo quanti sono i soldi che ci devono tornare indietro dai tributi, visto che la nostra autonomia prevede che alcune dei tributi pagati restano proprio in Sicilia e poi che vengono spesi soprattutto in Sicilia. chiedo scusa, dottore Ciliberti. Oggi, perché questa legge nasce in attuazione all'articolo 116, nasce per le regioni a statuto ordinario, poi si introduce l'articolo 11 dove dice anche le regioni a statuto speciale possono attivare una procedura di trattativa con lo Stato. C'è presso la conferenza Stato-Regioni un tavolo a cui la Regione Siciliana assieme alle altre regioni a statuto speciale stanno partecipando, e a mio avviso quella è l'occasione per rivedere alcuni temi che riguardano i rapporti tra lo Stato e la Regione. Però scusi Castiglione, questo è un tema, perché voglio dire, se noi non sappiamo quanti soldi devono restare, questo onestamente io penso con la Regione con la Regione dello Stato noi avremo tutti i dati su questo, penso. Non ha dubbi, su questo non ho dubbi. Non gliel'hanno voluti dare alla nostra Francesca Briganti. No, dottore Ciliberti, chiedo scusa, la legge Calderoli prevede soltanto che la Regione può chiedere altre materie, non specifica questa cosa di tributi, cioè abbiamo pazienza. Noi abbiamo, per effetto dell'articolo 37, dobbiamo introitare tutti i tributi maturati anche delle aziende che hanno la sede legale al nord oppure all'estero e però hanno la sede operativa qua in Sicilia. Quindi come si può conciliare l'autonomia differenziata della Lombardia con l'autonomia speciale della Sicilia? E questo è il vero tema per i siciliani, unito anche al fatto che al contrario, hanno lo stabilimento in Sicilia e la sede legale in altre regioni. Sì, questo, ti ho detto questo, l'operatività in Sicilia, l'operatività in Sicilia e la sede legale, quindi oggi con l'autonomia noi non differenziata sappiamo, dice Francesca Briganti, secondo tutte le sue ricerche, quanto questi devono lasciare Guarda, questo è un tema. Briganti, la conservi questa cosa e poi ci facciamo una puntata al rientro dopo le vacanze, mettiamo anche il Presidente della Regione. Ma dottore Ciliberti, mi consente un attimo? L'abbiamo già detto una volta, nessuno ci ha risposto, no? Se non ricordo male. Sì, però il tema è proprio questo, perché a noi costa tantissimo lo svantaggio dell'insularità, eppure la SOSE, che è la società incaricata dal Ministero per fare le rilevazioni sui livelli essenziali delle prestazioni, anche per la Regione Sardegna e per la Regione Siciliana, si è occupato solo di trasporto di disabili e asili nido. Invece noi paghiamo tutto in più rispetto al resto del continente, quindi anche della Calabria stessa, che potrebbe anche trovarsi nelle stesse condizioni socio-economiche della Sicilia. Quindi i LEP non sono stati completamente calcolati su quello che è il nostro disagio che deriva dallo svantaggio dell'insularità. Questo è un altro tema di cui nessuno ovviamente parla, perché guai a dire queste cose. Brava Francesca Briganti, ne parliamo noi. Allora ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, poi ritorniamo e vorrei che con gli ospiti vedessimo un po' il punto sulle emergenze rifiuti e siccità che credo è sotto gli occhi di tutti, stiano mettendo veramente in serio allarme la Sicilia proprio in vista, anzi con il proseguimento della stagione calda. Dopo la pubblicità.
Rientriamo all'interno della nostra trasmissione di oggi. Il punto, do il benvenuto all'onorevole Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato, anzi segretario regionale del Partito Democratico, scusate, deputato nazionale del Partito Democratico. Un attimo. Buonasera a tutti. Ingarbugliato con noi Giuseppe Castiglione, deputato di Forza Italia, Carolina Varchi, deputata di Fratelli d'Italia, Luigi Sunseri, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, e poi i colleghi Michela Giuffrida e Antonio Condorelli. Non so se è rimasta con noi Francesca Briganti delle partite IVA, che è diciamo, la nostra, come dire, il nostro grillo parlante del giorno, che ci ha detto un po' di cose. Va bene, è andata via, mi dico dalla regia. La salutiamo e la ringraziamo per aver partecipato. Allora, Barbagallo, quindi abbiamo parlato dei temi che riguardano l'autonomia differenziata, anche lei dica la sua, in questo caso non ha partecipato al dibattito, però le chiedo subito, siccome qua le opinioni sono state divergenti, secondo lei questa è una buona riforma o non è una riforma, diciamo, nella sua cornice, diciamo, pensata bene? Ma insomma, diciamo che tutto quello che non serviva al Paese in questo momento. Nel momento in cui tutti i dati ci dicono che c'è un Sud sempre più povero, che continuano a aumentare le diseguaglianze, il governo Meloni fa un accordo con la sua maggioranza per portare avanti una serie di riforme che servono a rafforzare il governo ma che indeboliscono il Paese. Da un lato l'autonomia differenziata, dall'altro il premierato, e poi ci aspettiamo anche questa sulla separazione delle carriere per i magistrati, tanto cara a Forza Italia. È un accordo di palazzo fatto in danno al Paese, in particolare in danno al Mezzogiorno. E anche questa storia che poi la riforma non verrà attuata, che per ora, insomma, l'idea vera è che passa anche tra la gente, che la Lega dopo tanti e tanti anni dà seguito a quello che è stato la sua mission fondativa, quella di rafforzare alcune regioni del nord, di spaccare in due il Paese. Però hanno detto, scusi se interrompo Barbagallo, diciamo, nel dibattito che lei, ovviamente, a cui lei non ha assistito, queste posizioni sono state espresse anche da Luigi Sunseri, anche dalle domande dei nostri colleghi giornalisti. Però diciamo, questa riforma, hanno detto i nostri due ospiti che rappresentano la maggioranza, in questo momento la maggioranza di governo, dicono in realtà questa è una riforma, diciamo, che ha messo dei punti, no? Dei punti fermi, e che prevede anche in autotutela diciamo, delle leggi che non dovrebbero far deragliare, insomma, quello che poi sono i livelli minimi di assistenza previsti, e chiedo alla regia di rimettere la tabella con le 23 competenze di questa autonomia differenziata, che non dovrebbero in qualche modo diciamo, essere danneggiate o penalizzate proprio dalla stessa riforma. Leggi no, perché basta anche un accordo per atto amministrativo tra le regioni e lo Stato su tutte queste materie, in particolare sulle 3 regioni più ricche, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che potranno trattenere il gettito, e che incide su una serie di temi. Lascio stare quelli classici su cui è evidentissimo, sul diritto alla salute, quindi scuola pubblica, ma anche ad esempio su porti, aeroporti, infrastrutture. È chiaro che una volta che da domani mattina si potranno sottoscrivere gli accordi con le regioni più ricche per gestire in autonomia alcune infrastrutture strategiche, che è contro il principio anche dell'unità nazionale, quindi altro che non si applica immediatamente. Noi poi, a meno che non l'applicheranno perché per tatticismo o perché per non perdere consenso, come a me pare, però voglio dire, certamente la riforma o questa sedicente riforma sull'autonomia differenziata è una riforma che, insomma, spacca in due il Paese. Carolina Varchi. Eccomi, ma intanto che la Lega possa attuare un suo cavallo di battaglia grazie alla riforma del titolo quinto fatta dal governo di centrosinistra guidato da Giuliano Amato, che diciamo grosso modo quello che ha detto il collega Barbagallo è una cosa che dovrebbe fare riflettere, perché ricordo sempre che questa legge, che non è una riforma costituzionale ma una legge, va ad attuare la riforma del titolo quinto, perché gli articoli 116 e 117 della Costituzione li ha modificati il centrosinistra, dopodiché non è immediatamente esecutiva perché bisogna passare dalle Camere, perché bisogna individuare le coperture, quindi
domani nessuno andrà a firmare alcunché, e io credo che tutte le modifiche, ripeto, fatte grazie al contributo propositivo delle opposizioni, anche del partito dell'onorevole Barbagallo, che essendo un po' quel partito, il padre spirituale della riforma del titolo quinto, ha giustamente contribuito a quella dell'autonomia differenziata con ben 44 emendamenti approvati in quota opposizione. Io credo che tutti i paletti che dovevano essere messi nell'esame di questa riforma siano stati messi. Io la considero una riforma che responsabilizza le classi dirigenti, soprattutto del Mezzogiorno, di qualsiasi colore politico, ed è esattamente quello che vogliono i cittadini, che non ne possono più di vedere arrivare al governo delle proprie regioni, dei propri comuni, qualcuno che addebita la responsabilità sempre a chi l'ha preceduto. Adesso con questa riforma ciascuno potrà assumersi la responsabilità di quello che fa. Io da cittadina del Meridione la considero una buona riforma che finalmente ci consentirà di responsabilizzare una classe dirigente e colmare con il tempo un divario che è diventato, probabilmente all'inizio era soltanto infrastrutturale, con i decenni è diventato anche sociale, economico e culturale. Quindi io credo che sia una buona riforma e la difendo non per convenienza ma per convinzione. Ripeto, forse noi siciliani siamo più portati a valutare positivamente l'autonomia di altri, ma io francamente queste preoccupazioni non le condivido. Peraltro le politiche del governo Meloni sul Sud sono assolutamente significative. Da ultimo, qualche giorno fa il ministro Fitto ha ottenuto una ulteriore proroga di decontribuzione Sud in attesa che questa misura diventi strutturale. La decontribuzione favorisce nuovi posti di lavoro. Quindi io credo che i dati, gli indicatori economici, le statistiche, le misure messe in campo da questo governo vadano proprio nella direzione di una maggiore attenzione nei confronti del Sud. E ripeto, sono dati contenuti nei provvedimenti, non opinioni personali. Quindi io guardo al futuro con abbastanza fiducia. Ecco. Barbagallo. Ma abbiamo convinzioni profondamente diverse. Ma innanzitutto ci può stare. Innanzitutto nel metodo, perché qua siamo tutti colleghi alla Camera, c'è anche l'onorevole Castiglione. Io non ho ascoltato un intervento durante la trattazione del testo alla Camera da parte della maggioranza, oltre alle dichiarazioni di voto è intervenuto soltanto Calderoli e non è stata accolta nessuna, non dico delle proposte dell'opposizione, neanche delle riflessioni, e se qualcuno si è messo, come dire, ha esagerato anche tendendo la bandiera al Ministro, pure gliel'hanno suonate, quindi altro che confronto con le opposizioni. No, per quanto riguarda invece l'attenzione del governo Meloni verso il Sud e più in particolare direi parlano innanzitutto i sondaggi sull'autonomia differenziata con l'attesa delle popolazioni del Sud e il giudizio che sono eloquentissimi. Beh, però questo, scusi Barbagallo, io su questo ritengo di essere molto cauto, senza i sondaggi alla fine è come gliela spieghiamo le cose, no? all'opinione pubblica. È un dibattito che diciamo già è complicato fare, io ci provo, diciamo, da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, e, diciamo, è complicato raccontare ai cittadini, quindi bisogna spiegargliela questa riforma, magari ci sarà tempo e valuteranno. Serve fare anche seminari di approfondimento, quindi, però dico, il dato è chiaro, non è che è un'autonomia differenziata, non ci sono le risorse, i LEP non ci sono, quindi voglio dire, da domani mattina dico, già avevamo problemi a legislazione vigente sulle liste d'attesa negli ospedali, le liste d'attesa delle visite specialistiche. È la stessa domanda che sto facendo io dall'inizio, cioè questa autonomia differenziata risolverà queste questioni che stanno sulla pelle dei cittadini? Non solo il tema non le risolve, le peggiora, perché voglio dire, da domani mattina servono le risorse. Dice una cosa totalmente diversa, Varchi dice una cosa diversa. Io intanto faccio una riflessione, ormai non cito più la legge del 2001 che il Partito Democratico ha voluto fortemente. Nel 2001 il Partito Democratico non c'era, PDS, eravamo quello che era la sinistra, ha voluto, diciamo, la sinistra ha voluto questo, quindi non la cito più. Però quando io ero nel governo Gentiloni e sono state presentate 3 preintese della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, Bonaccini, cioè 3 presidenti di regione autorevoli che hanno presentato il loro progetto di autonomia, io mi rifiuto di pensare che quello era un progetto che andava contro le regioni del Mezzogiorno.
Oggi tutto questo, soprattutto quelle preoccupazioni e quelle preintese che già sono state firmate, che erano già state firmate, quelle preintese sono state con il lavoro anche dell'opposizione, perché alla Camera è vero che non c'è stata nessuna modifica legislativa, però al Senato si è lavorato. L'onorevole Barbagallo è troppo esperto dei lavori parlamentari e sa che in questo momento ci si concentra su un ramo del Parlamento. Al Senato c'è stato il concorso delle opposizioni e le preoccupazioni. Se noi siamo tutti d'accordo che vanno assicurati livelli essenziali di prestazione, queste che oggi non viaggiano di pari passo tra il nord e il sud del paese, e soprattutto si prevede, che era la grande preoccupazione per cui Forza Italia ha messo anche degli emendamenti alla Camera, si prevede che deve essere, prima di devolvere le materie, ci deve essere l'intesa finale, la legge, ma soprattutto ci vogliono le risorse. Mi pare che su questo possiamo impegnarci tutti a trovare le risorse per assicurare a tutti i cittadini. Io devo dire di italiani essere molto d'accordo con quello che ha detto per esempio Carolina Marchi, cioè chi verrà dopo sarà giudicato anche su queste, su queste cose, non mettiamola sul chi verrà dopo, dopo questa non mettiamola sul versante legge, elettorale, no? perché un voto c'è stato quelle elezioni europee che ha chiamato tutto il paese. Poi sull'applicazione, no? Cioè su quello che diceva Barbagallo. Ma l'applicazione, per una volta tanto, diciamo anche che dobbiamo responsabilizzarci, non possiamo continuare a dire abbiamo le risorse e non le utilizziamo bene, abbiamo un'opportunità. Questo è anche un livello di responsabilizzazione, significa che per la prima volta ha avuto un livello assicurati LEP, definiti LEP, essendoci le risorse noi dobbiamo essere bravi a utilizzare quelle risorse. Allora se il tema dell'organizzazione sanitaria andrà a quel paese, quindi non sarà assicurato, continueremo a non assicurare livelli dignitosi di prestazione sanitaria, allora per parlare di sanità... Seri, perché sta sbuffando? Ma no, ma perché poco fa ho sentito l'onorevole Varchi che ha detto che la politica di coesione voluta con la riforma Fitto ha rivoluzionato il modo di gestione delle risorse dell'FSC, cosa vera, solo che hanno fatto l'esatto opposto di quello che stanno facendo con l'autonomia differenziata. Hanno centralizzato tutto nelle mani del ministro della coesione, Fitto, e qui adesso magari daranno anche il ruolo da commissario europeo. Lo stesso meccanismo, è l'accordo con le regioni. Hanno fatto l'esatto... No, ma non è vero, non è vero. L'onorevole Varchi ha detto benissimo poco fa. L'accordo delle regioni prevede semplicemente di dire prima della sottoscrizione quali sono le opere e gli interventi che si intendono fare, e tolte le infrastrutture rimane il ponte che avete deciso a Roma con una legge nazionale e gli inceneritori che avete deciso a Roma con una legge nazionale. Ma la verità, ha detto l'onorevole Varchi, che è l'esatto opposto dell'autonomia differenziata, cioè anziché trasferire le risorse e la responsabilità al Mezzogiorno, alle regioni, il ministro Fitto ha totalmente centralizzato la gestione delle risorse a Roma, dicendo se non riesci a spendere anno per anno col cronoprogramma le risorse ritornano a Roma. E io vi questo ricordo, è un livello di responsabilità, ma le risorse sono delle regioni. E ricordo a tutti voi che da 7 anni, soprattutto il centrodestra, governa la nostra regione, che se volete ci confrontiamo sull'FSC 1420, ci confrontiamo sul FESR 1420, quindi tutte risorse che avete gestito voi negli ultimi 7 anni, e se andiamo a sciorinare lentamente i numeri vedrete che non siete stati in grado né di spendere i fondi europei, né di spendere i fondi di coesione, né di spendere i fondi dei programmi operativi complementari cosiddetti POC. Quindi avete fatto una legge che non solo danneggia le regioni del Mezzogiorno come la Sicilia, ma addirittura dice che se il governo di centrodestra non riesce a spendere quelle risorse anno per anno e ha deciso in maniera automatica, le risorse ritornano su, e di quelle risorse che ci sono state destinate 6,8 miliardi alla nostra regione, 6,8 miliardi alla nostra regione, 2 miliardi li avete vincolati voi con una legge nazionale, cioè avete sottratto risorse che servivano al Mezzogiorno per opere che ritenete voi essere importanti per la nostra regione. Varchi. Ma ovviamente io rispetto le opinioni di tutti, però diciamo ciò che è scritto legger si vuole. La riforma dice un'altra cosa, gli accordi sono stati firmati. Io dire che se una regione non riesce a spendere i soldi, quei soldi vengano destinati ad altri, lo trovo un modo per responsabilizzare le regioni, a meno che non vogliamo continuare a parlare di soldi europei non spesi a ovviamente detrimento dei cittadini
del Sud, io credo che responsabilizzare la classe dirigente obbligandola con un cronoprogramma fitto a spendere quei soldi sia una cosa positiva. Io non lo I fondi di sviluppo e coesione blasfemia. non sono fondi europei, onorevole Vacchi. I fondi di sviluppo Io e non la coesione non sono fondi considero europei. blasfemia. L'accordo firmato dalla Sicilia è il più grande, il più corposo finanziariamente. Sono 6,8 miliardi, ci sono opere strategiche. Io insomma non la considero veramente una cosa negativa. Me ne cita un'opera strategica. Mi cita un'opera la cito io una, se dico alla collega Varchi, ma sulla Modica Scicli che cito il ponte sullo Stretto, ne potrei citare tanti altri in materia di beni culturali. Quelle non sono state concordate, onorevole Vacchi, quelle non sono state concordate. Né il ponte né gli inceneritori sono stati concordati, li avete fatti con legge nazionali. Mi cita una opera concordata nello sviluppo e coesione, una, me ne citi uno su 767. Concordata con chi, onorevole Sunseri? Con lo Stato, me ne dica una. Concordata con chi? Tra chi? Concordare tra ripeto, non comprendo. Concordata, prima di sottoscrivere ci sono più di 700 opere. Ho tolto il ponte e gli inceneritori che avete deciso voi con norma nazionale, quindi non c'entrano nulla, quelle sono somme sottratte alla Sicilia. Me ne ricorda una che avete finanziato, una strategica. Onorevole Sunseri, siccome lei ha parlato di un emendamento che ho seguito personalmente in una seduta della Commissione Ambiente che terminò alle 2 di notte, le posso assicurare che le interlocuzioni col governo regionale sono state continue e costanti, sia sul ponte e sullo... Guardi, l'esempio dei termovalorizzatori che ha fatto lei è stato un emendamento. Ma che c'entra? Le sto ripetendo, i termovalorizzatori al ponte sono fatti con norme nazionali, sono state imposte da Roma con norme nazionali. Ci sono più di 700 opere per 1 miliardo che avete finanziato. Quindi se io le dico che sto in Commissione Ambiente significa che ci sto alla Camera. Quindi lo so che è un emendamento ad una legge nazionale, le sto spiegando quello che lei forse non sa perché non ha mai governato contemporaneamente in Sicilia e a Roma, che ci sono delle interlocuzioni tra i due governi, interlocuzioni dalle quali discendono 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 apprezzo il suo sforzo, diciamo, di tentativa capisco che è una cosa che non le è mai capitata, però funziona così, si chiama sinergia interistituzionale, sono governi che dialogano e individuano gli obiettivi strategici, funziona così. Quando si parla dei 350 milioni della depurazione, di cosa parliamo? Quando parliamo delle infrastrutture, scusi onorevole Sunseri, quando parliamo dei 350 milioni della depurazione, quando parliamo degli 800 milioni sulle reti... Castiglione, che magari è più preparato, mi dica un'opera strategica finanziata dall'FSC 2127, me ne dica una. Ma non lo capisco, cioè, quando parliamo dei 350 milioni... Forse lei non lo condivide, ma anche l'Interporto di Termini Imerese parliamo la stessa lingua, penso. Ma vede, io là, perché siccome poco fa l'avevo percepita questa cosa, la stavo portando proprio lì e sbaglia a citarla. L'Interporto di Termini Imerese, finanziata dal PIOFESR 2000-2006, 2007-2014, 2014-2020, era di 120 milioni di euro. Sa quanto ha messo Fratelli d'Italia con l'assessore a ricoprire l'Interporto di Termini Imerese? 30 milioni di euro. Lo sa cosa servirà? A nulla, a finanziare solo le progettazioni dell'Interporto per la società Interporti gestita dalla Regione Siciliana. 30 milioni di euro non può mandare a gara neanche uno stralcio dell'Interporto di Termini Imerese. Ci rivedremo fra 7 anni per commentare. Ho capito che quando l'onorevole Sunseri dice non concordate, intende dire che non sono state concordate con lui personalmente. Io tra 7 anni ho finito abbondantemente. Ma lui non può fare 2 mandati, non può andare oltre 2 mandati per statuto del suo. Finalmente ho capito cosa intendeva l'onorevole Sunseri con concordare, cioè che non sono state concordate con lui. Onorevole Varchi, No, non ho questa velleità assolutamente. Sunseri, lei si accentri con questa inquadratura perché vediamo metà faccia, quindi si mette al centro del mondo. Sono deputato di opposizione, assolutamente. Barbagallo aveva qualche altra cosa da aggiungere proprio sulle opere strategiche, immagino, no? Stava facendo cenno, credo, all'infrastruttura. Allora, io credo che stiamo confondendo gli elettori e soprattutto i telespettatori in questo caso. Quando l'onorevole Varchi dice che bisogna responsabilizzare le regioni del sud, prendiamo il caso della Modica Scicli per capirlo io e forse farlo capire ai telespettatori. Il governo nazionale ha finanziato nel febbraio del 22 al CIPES per 350 milioni la Modica Scicli, di competenza del CAS della regione siciliana.
al governo c'era dal 2022 in poi prima Musumeci e poi Schifani. Abbiamo implorato il ministro Fitto in aula alla Camera di non definanziare l'opera al 31 dicembre perché quei soldi si perderanno irrimediabilmente per la modica Scicli, che non è un'opera qualunque, e per tutta la Sicilia. La risposta è stata no da parte del ministro Fitto e di tutta la sua maggioranza, che ha votato, compresi i deputati eletti in Sicilia, sì al definanziamento della modica Scicli, quando si poteva benissimo procrastinare di 5, 6, 7 mesi per dare al CAS l'opportunità, finalmente, visto i ritardi di Musumeci prima e di Schifani dopo, di completare la progettazione esecutiva. Quindi non è vero che responsabilizziamo le classi del Mezzogiorno, togliamo i soldi che Fitto utilizzerà benissimo per la sua di campagna elettorale e per qualche altra regione del nord. Onorevole Varchi. Guardi, io continuo a ribadire che l'accordo firmato dal governo con la Sicilia è il più corposo finanziariamente, quello che contiene più soldi. Quindi dire addirittura, insultando il ministro Fitto, che li toglie alla Sicilia per finanziare non so quale sua campagna elettorale, perché è già stato eletto ed è un ministro, mi sembra una cosa, diciamo, un po' fuori dalla realtà, oltre che azzardata. 350, ma scusa, ma perché Carolina, ma perché dovete dire di sì ai 350 milioni di un'autostrada che aspetta da 40 anni? Ma perché dovevate dire di sì? Se avete un ministro che non difende la Sicilia, non fa gli interessi alla Sicilia, dovreste essere voi a dirgli che non vanno bene queste cose e non a dire che il ministro ha fatto bene e a svegliare Schifani e tutto il CAS per fare una progettazione esecutiva che quella provincia e la Sicilia aspettano da 40 anni. Mi pare che però il ragionamento che ha fatto il ministro Fitto, no, io non sto dicendo che è giusto. Il ministro Fitto ha fatto un ragionamento molto semplice e lui state in aula. Noi abbiamo il PNRR che ha una scadenza che è il 2026. Non è col PNRR, sì, Giuseppe. No, quindi, ha finanziato il CIPES sull'FSC, non c'era questo. E si è ripreso i soldi, documentato, il dibattito lo facciamo qua alla Camera, dove volete. Non ci possono essere queste disattenzioni e questi torti fatti alla Sicilia, perché è un torto che pesa tanto, perché anche per farlo finanziare col PD al governo avremmo fatto tanti errori, ma questa è stata una battaglia giusta. Ci è costata tanti mesi, tanto tempo e tanta fatica. Penso che nella logica che ha seguito il ministro Fitto, PNRR, le risorse scadenza 2026 sono state spostate sul Fondo di Sviluppo e Coesione, concordato con la Regione. Ha detto tutte le altre opere che restano fuori, ci sono i fondi strutturali, ci sono altre risorse e misure finanziarie che possono assolvere al finanziamento di quelle opere. Quindi questa, se non entriamo nei casi specifici, perché potrei parlare dell'Adrano Bronto, poi parlare della Paternò Adrano, cioè sono dei casi singoli che vanno studiati. Noi verificheremo la modica Scicli, la verificheremo e vedremo dove trovare le risorse. Se il tema è come troviamo le risorse per poter fare fronte ad alcune opere, c'erano le risorse, se le ha tolte, sì, bisognava dire aspetta 3 mesi, 6 mesi. Dico, c'è un problema grave nel centrodestra che fa controllore e controllato e soprattutto non controlla gli uffici della regione, perché il CAS ha l'aggravante che è pubblico ed è una partecipata della regione gestita da Schifani e ci ha messo 2 anni per fare un progetto che ancora non esce. Allora, dobbiamo fermarci, pubblicità, poi abbiamo gli ultimi minuti per saluti, per fare un cenno, insomma, alla situazione che verrà. Io volevo farci anche un minimo di dibattito sulla siccità, sulla siccità, insomma, su quello che aspetta la Sicilia quest'estate calda. Dopo la pubblicità. Rientriamo, ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo puntato gran parte di questo programma, dell'ultima puntata del Punto della stagione, nel tentativo di spiegare l'autonomia differenziata. Io credo che ci siamo riusciti poco. Michela, no? Tu diciamo che convieni con me che questi temi vanno spiegati anche, come dire, nel linguaggio della gente comune, se no si rischia poi di fare confusione, anche se sono dei temi molto spesso tecnici. Penso che un po' di chiarimenti sono stati messi in campo. Sono d'accordo. Si è già entrato nel merito di molte cose, ma il linguaggio deve essere assolutamente tecnico, non si può prescindere da quello per determinate cose. Sono contento. Senta, Barbagallo, Varchi e Castiglione, siamo già entrati nella stagione delle emergenze, caldo, siccità, incendi, rifiuti, insomma questa Sicilia ogni anno
diciamo, certamente non se ne fa mancare uno. Il tema delle risorse idriche, in questo caso quindi della siccità, sta penalizzando tutta la Sicilia. Ci sono delle zone, c'è una buona parte della Sicilia occidentale, o meglio sud-occidentale, che già da anni paga l'emergenza acqua, che riguarda le infrastrutture, che riguarda appunto l'approvvigionamento, e poi da quest'altro lato della Sicilia, invece la Sicilia orientale, in questo momento si vive una fortissima emergenza che riguarda i rifiuti, perché le discariche, diciamo, nel caso della discarica di Lentini è stato un problema di autorizzazioni, però insomma le discariche non riescono più a gestire e a smaltire il flusso, si fa poco differenziato, eccetera. Temi che ci fanno piombare certamente sempre nel caos. Abbiamo visto nelle nostre città, quelle più grandi, come si sono ridotte nel giro di pochissimo, nel giro di poche ore. E che estate si devono aspettare i siciliani? Vado io. Prego, Barbagallo. Allora, io credo che nessuno di noi ha la bacchetta magica. La situazione della siccità è particolarmente grave. In Sicilia sostanzialmente non piove da un anno e per risolvere il problema servono le risorse, e servono le risorse subito. La situazione che è così grave non è che, come dire, è frutto del destino cinico e baro, che qualcuno ha voluto colpire. Ci sono stati degli errori del passato che stiamo pagando adesso. Nel 2021 il governo Musumeci si è fatto bocciare 31 progetti su 31 sui finanziamenti del PNRR per l'idrico. Non appena si è insediato il governo Schifani, insieme col commissario straordinario per l'emergenza idrica, ha tirato fuori un elenco di 27 opere da finanziare, però ancora non ne ha finanziato neanche una. L'unica cosa che è riuscito a fare Schifani è andare col cappello in mano a Roma al Consiglio dei Ministri e ottenere appena 20 milioni di euro, che francamente credo che serviranno più o meno per qualche autobotte e per qualche intervento indifferibile. Ora, se non arrivano le risorse, non arrivano immediatamente, questa non è una crisi che si può risolvere. Continueremo ad andare avanti confondendo i telespettatori, oppure dicendo, come sta facendo in questo momento Schifani, che insiderà cabine di regia, farà tavoli tecnici, c'è ogni giorno una riunione che fa e che però non risolve nulla, perché senza soldi che devono arrivare subito. Quindi l'appello al governo Meloni, che l'onorevole Varchi dice che sta facendo tanto per il Sud, nel frattempo però non ha finanziato il fondo per l'insularità, ha quasi azzerato il fondo per la perequazione infrastrutturale, ha tolto completamente le ZES, che almeno, diciamo, faccia arrivare ma le risorse immediatamente per interventi straordinari nei prossimi 10 giorni, perché di questo si tratta. Castiglione. No, su questo mi pare che io ho fatto anche un'interrogazione urgente al Ministro, ci sono degli interventi immediati, quindi alcune sono stati approntati alcuni strumenti, per esempio per la zootecnia, l'acquisto di foraggi, quindi ci sono alcuni ristori che dovranno partire nel più breve tempo possibile. Ho incontrato il direttore generale di Agea per dire qual è il meccanismo più automatico per poter dare un ristoro ai nostri allevatori, ai nostri cerealicoltori. Buona parte della Sicilia quest'anno non produrrà, non ci sarà grano, o meglio la produzione è al 20% della produzione cerealicola, quindi c'è un tema che riguarda l'immediato, ma c'è un carattere strutturale. I 31 interventi di cui faceva cenno l'onorevole Barbagallo sono stati recuperati nel Fondo di Sviluppo e Coesione, sugli 800 milioni sulle risorse irrigue sono state messe 800 milioni, 140 riguardano la Sicilia, e è chiaro che quello, il tema degli invasi, il tema dell'interramento dei nostri invasi, il tema dei collaudi, cioè sono tutte questioni che hanno un carattere di urgenza, e quindi il Presidente Schifani assieme all'assessore delegato alle infrastrutture o all'agricoltura che mettano in moto un meccanismo che nel più breve tempo possibile possa utilizzare le risorse che oggi ci sono. I 20 milioni di ristoro immediato probabilmente saranno insufficienti, ma penso che anche la Regione Siciliana sta mettendo ulteriori risorse, quindi da un lato interventi immediati e dall'altro interventi strutturali. Per la parte strutturale c'è un tema della qualità della progettazione, della velocizzazione delle procedure, della trasparenza delle procedure, perché oggi le risorse sono state ben individuate, ben fissate, quindi ci sono, per la parte delle risorse irrigue ci sono 800 milioni, di cui 140 addirittura in Sicilia. Sul serio, poi chiude Carolina Marchi. Che estate sarà questa per i siciliani? Non la sento, sul serio. Capito, ma sono andato a guardare qua. Ecco, adesso sì. Si mette al centro però, sul serio, è spostato, diciamo, lateralmente, ecco.
No, ma sorridevo perché mentre parlava l'onorevole Castiglione sono andato a guardare quando era vicepresidente della regione dal 2001 al 2004 e già allora i consorzi di bonifica erano commissariati. Stiamo parlando di 20 anni fa. Io ho lasciato il 30 tavolo... anni che i consorzi di bonifica della nostra regione sono commissariati, 30 anni. E la riforma che l'onorevole Schifani... E allora nel 2001 c'è stata un'emergenza come quella di oggi. Io l'ho lasciata parlare. Sì. L'ho lasciata parlare. L'onorevole San Martino, quando era assessore all'agricoltura, e il presidente Schifani avevano promesso che in 6 mesi avrebbero portato la riforma dei consorzi di bonifica, che ieri è stata nuovamente affossata in commissione attività produttive. Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, cioè non è neanche vero quello che ha detto l'onorevole Barbagallo, i progetti bocciati non erano 31, anche questa narrazione è errata, erano 62, 31 non hanno neanche passato la fase di valutazione, 31 a valutazione sono stati bocciati nella loro interezza. Cioè stiamo parlando di una regione, signori, che è allo scatafascio più totale, e soprattutto non arrivano i progetti di riforma che sono utili per provare a tamponare un sistema che è fallace sotto ogni punto di vista. I consorzi di bonifica hanno maturato più di 140 milioni di euro di debiti, sono commissariati da 30 anni, sono nelle mani dei governi di centrodestra da decenni. Cioè, ma come si fa a pensare che non ci siano delle responsabilità politiche sotto questi argomenti, sotto questi temi? I consorzi di bonifica che sono stati finanziati e i progetti irrigui che sono stati finanziati dovevano essere finanziati dal PNRR e si ritroveranno all'interno dell'FSC, che ancora oggi, ad oggi, le risorse non sono disponibili perché non sono state deliberate dal CIPES e non saranno disponibili prima del prossimo anno, e prima che verranno realizzati quei progetti trascorreranno altri 5, 10, 15 anni. Quindi che si fa? Sul serio? Ma l'unica soluzione immediata sono risorse, portare l'acqua con le autobotti e dare aiuti agli agricoltori e agli allevatori immediati. Si ricorda le 1.000 euro con un click dell'onorevole Meloni? Ovviamente faceva ridere anche solo immaginarlo, ma si ricorda quella proposta? Ecco, servono le risorse immediate a agricoltori, allevatori e soprattutto acqua per i siciliani. Ad Agrigento la turnazione d'acqua è un giorno ogni 15. Questa cosa è veramente incredibile. Un giorno ogni 15 nel 2024. Ma di che stiamo parlando? Carolina Varchi, in chiusura, ha un minuto e qualcosina. Sia il governo nazionale che quello regionale stanno mettendo in campo delle soluzioni strutturali, sia attraverso le opere strategiche. Prima venivano citati i termovalorizzatori a proposito di rifiuti. Sulla siccità ci sono già state delle misure dal governo nazionale, altre ne arriveranno. La regione ha avviato un monitoraggio continuo, quindi sotto tutti i versanti, per quanto chiaramente le emergenze siano per loro natura imprevedibili, entrambi i governi stanno guardando al futuro con delle soluzioni strategiche, perché è chiaro che tamponare l'emergenza si può fare, va fatto, lo stiamo facendo e si continuerà a farlo, però il tema, la vera sfida è quella delle soluzioni strutturali, e anche qui i governi stanno mettendo in campo delle soluzioni specifiche, delle soluzioni mirate, opere strategiche. Quindi secondo me finalmente tutta una serie di problemi potranno con il tempo trovare risposta, al di là, è chiaro, delle emergenze che per loro natura non possono trovare una preventiva risposta. Quindi insomma ci dovremo rivedere quando rientreremo e riaffrontare di nuovo tutto questo. Allora siamo in chiusura. Michele, volevi aggiungere qualcosa? Sì, tu chiedevi che estate sarà. Io temo, al di là del botta risposta tra maggioranza e opposizione che sta nelle cose, ma mi auguro di no, che sia l'estate di sempre, quella caratterizzata dalle 3 solite emergenze ordinarie, un ossimoro: emergenza ordinaria, acqua, rifiuti e incendi. Perché se ogni ce ne anno mettiamo discutiamo altre, no, queste sono classiche, sono le più gravi, ahimè. Certo che non la deluderemo. Discutiamo sì, delle stesse cose, ma appunto, come diceva l'onorevole Varchi, ci vorrebbero delle riforme strutturali, perché la nostra terra ha l'incubo della siccità, ma se poi andiamo a vedere qual è l'entità delle perdite d'acqua delle condutture, allora basterebbe forse pensare per tempo a una riforma anche lì strutturale di questa. Non parliamo degli incendi, ci si accorge ogni anno, ma giusto a luglio, che non abbiamo la giusta dotazione di Canadair, che il sistema è sempre quello e chi ci rimette è il nostro patrimonio boschivo. Per i rifiuti chiudo ricordando soltanto una cosa: per l'Unione Europea le discariche dovrebbero totalmente
essere scomparse nel 2033, quindi siamo a meno 9 anni e siamo sempre allo stesso punto. Vedremo come finirà, se ci arriveremo insomma, a questo fatidico anno. Insomma. Antonio, non so se volete aggiungere qualcosa. Ho parlato dei LEP, lasciamo i siciliani con un dato che comunque in questi mesi abbiamo comunicato, per esempio nel settore dei rifiuti, visto che ambiente ed energia rientreranno tra i LEP, conferire in Sicilia una tonnellata di rifiuti costa 400 euro, in Sardegna costa 97 euro, nel Lazio costa 160 euro. Abbiamo una discarica che rischia tra una settimana di essere richiusa se riescono a mantenere quanto è stato stabilito nella seconda ordinanza di Schifani, e quindi l'estate sarà purtroppo come quella di sempre, come anche l'inverno, è un'estate siciliana con tante bellezze, tante cose da guardare. E godiamocela finché possiamo e finché è possibile. Finché non succede niente. Grazie. Allora, ringrazio i nostri ospiti di questa puntata, Giuseppe Castiglione di Forza Italia, Antonio Barbagallo del Partito Democratico, Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Luigi Sunseri del Movimento 5 Stelle. Visto che questa è l'ultima puntata, lasciatevi ringraziare la squadra che ha permesso di mandare in onda ogni settimana Il Punto. Parto dai colleghi Michela Giuffrida, Antonio Condorelli, Simona Mazzone, che diciamo, hanno arricchito di contenuti questa trasmissione. Poi volevo salutare ovviamente tutta la nostra squadra tecnica che ogni settimana si impegna: Gaetano Marano, Roberto Stramondo, Fabrizio Rizzo, Francesco Gigante, Ottavio Longo, Massimo Ceraulo, Matteo Calvagna, e poi Alessandro Pantano, Fino alla Leggia, Gaetano Iudica, Angelo Pandolfo, e poi Graziano Picone, Carlo Grasso e il nostro Mauro Quattrocchi. Anche questa stagione l'abbiamo portata a termine, grazie ovviamente infine, ma ovviamente non per ultimo, ai nostri telespettatori che ci seguono, ci stimolano, ci mandano sempre dei contributi e dei contenuti da analizzare. Quindi grazie a tutti, buona estate a tutti, ci vediamo alla prossima stagione, finita l'estate ritorneremo a parlare e a raccontare la politica in tutte le sue sfaccettature nel Punto. Buona estate a tutti.